Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Ancora una tragedia sul lavoro. A Riposto, nel Catanese, un operaio è morto ieri cadendo da un'impalcatura di 10 metri. L'uomo stava lavorando per l'ampliamento di un capannone. I sindacati dicono serve prevenzione. Palermo svolta nelle indagini sulla sparatoria a Ballarò, arrestati 2 fratelli. Secondo gli investigatori il tentato omicidio sarebbe stato originato da motivi passionali. Indagati per omicidio colposo 2 amici di Simone, il giovane stritolato dalle eliche di un gommone a Mondello nel Palermitano. Non sarebbe un missile e non ci sarebbero esplosivi. A valutare la natura del relitto galleggiante al largo di Lampedusa saranno comunque i sommozzatori della Marina Militare in arrivo sull'isola. Aggiudicata la gara per la progettazione e il piano economico dei 2 termovalorizzatori a Palermo e Catania, l'apertura dei cantieri prevista fra un anno. Palermo a nome loro per dire no alla mafia. Sul palco a Mondello gli artisti e il ricordo delle vittime nelle parole dei familiari. Calcio, il Catania ha ufficializzato il prolungamento del contratto del portiere Dini fino a giugno 2027. Ancora ben trovati, apriamo purtroppo con la notizia di un ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane avvenuto nella notte sulla statale 121, la scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Un uomo, Roberto Coniglio, 42 anni, originario di Misilmeri, ha perso infatti la vita nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta all'altezza del chilometro 242. Si trovava alla guida di una Mercedes classe B che per cause ancora da accertare è uscita di strada ribaltandosi più volte. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. E veniamo adesso alla strage infinita sul lavoro. Ieri un ennesimo caso, un operaio è precipitato da un'altezza di 10 metri ed è morto in un cantiere a Riposto. Tonino De Mana. È precipitato da un'impalcatura mentre era impegnato all'ampliamento di uno stabilimento industriale. È morto così Salvatore Sorbello, 53 anni, operaio originario di Santa Venerina, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro, questa volta avvenuto in contrada Rovettazzo a Riposto. La tragedia si è consumata intorno alle 8 del mattino all'interno di una ditta di serramenti per l'edilizia, la F, dove erano in corso gli interventi nell'area retrostante la fabbrica. Dall'impalcatura del capannone che vedete, l'operaio, impegnato insieme ad un collega, è precipitato al suolo facendo un volo di quasi 10 metri. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto personale del 118 i carabinieri delle stazioni di Giarre e Riposto e i militari del nucleo ispettorato del lavoro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania. Occhi lucidi e bocche cucite dietro il cancello della fabbrica, dove per tutta la mattinata sono stati effettuati controlli e verifiche da parte delle autorità competenti. Nel maggio scorso, sempre a Riposto, un operaio di Vittoria era rimasto coinvolto in un altro incidente sul lavoro, cadendo dal tetto di una fabbrica dolciaria e rimanendo gravemente ferito. E questa ennesima morte sul lavoro in Sicilia riaccende il tema della sicurezza, soprattutto nei cantieri. Sono intervenuti i sindacati chiedendo investimenti sulla prevenzione. Luca Ciliberti. I dati sono allarmanti, o meglio dovrebbero esserlo. Secondo l'INAIL in Sicilia sono oltre 15.000 le denunce per infortuni sul lavoro tra gennaio e luglio 2025. Catania è maglia nera con 4.447 casi, poi Palermo con 3.637. Dati che rispecchiano quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. I decessi invece sono già 51. Lo scorso anno, tra gennaio e luglio 2024, erano 50, a testimonianza che da un anno all'altro si è fatto poco in termini di prevenzione. Forse non c'era nessuno che vigilava affinché le fasi lavorative avvenissero rispettando le normative sulla sicurezza previste per la specifica fase lavorativa. Adesso diciamo basta, adesso chiediamo più controlli nei cantieri edili e in particolar modo nei microcantieri, laddove registriamo la maggior parte degli incidenti mortali.
Dietro ogni statistica c'è una famiglia spezzata, una comunità ferita, un vuoto che non si colmerà mai. Chiediamo alle istituzioni, agli enti di vigilanza e alle imprese un cambio di passo deciso, più ispettori, più prevenzione, più responsabilità. Denunciamo con forza la totale assenza di controlli, soprattutto nei cantieri privati. Dobbiamo potenziare gli uffici ispettivi, dobbiamo puntare sulla formazione, una formazione seria, soprattutto nel settore dell'edilizia. Una strage silenziosa che fa notizie, però solo quando ci scappa il morto. Adesso torniamo sul tentato omicidio a Ballarò di qualche giorno fa, dunque siamo a Palermo, sono stati arrestati 2 fratelli perché per gli investigatori prende corpo la pista passionale. Marco Gullà. Arrestati perché avrebbero tentato di uccidere un uomo a Ballarò. Antonino Madonia, 49 anni, nella serata di giovedì scorso era stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco, solo uno andato a segno, tra via Naso e via Grasso, che sarebbero stati esplosi da 2 fratelli, Antonino e Michelangelo Serio, di 38 e 35 anni, adesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per detenzione illegale di arma da fuoco. A fermare i 2 sono stati gli agenti della squadra mobile che sarebbero riusciti a risalire alla loro identità attraverso le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. I poliziotti si erano messi sulle loro tracce e circa 2 ore dopo la sparatoria li avevano trovati nella zona di piazza Sant'Erasmo. I Serio avevano addosso 2 pistole che ora gli investigatori stanno cercando di collegare con il tentato omicidio. Madonia si trova fuori pericolo, gli investigatori al momento escludono la pista della droga e prende sempre più corpo la pista passionale. Sono in corso tuttora ulteriori accertamenti tra le analisi delle immagini riprese dalle telecamere sparse tra Ballarò e Sant'Erasmo e le indagini balistiche sul proiettile e il relativo calibro che ha colpito il 49enne. Ricorderete il caso del giovane Simone che è morto stritolato dalle eliche di un gommone a Mondello nel Palermitano, e adesso ci sono indagati 2 amici che si trovavano proprio su quel gommone. Lorena Dolci. A 2 mesi esatti da quel 9 agosto in cui la gita in barca a Mondello si trasformò in tragedia, ci sono 2 indagati per la morte di Simone Latorre, il ragazzo di 22 anni stritolato dalle eliche del gommone noleggiato con gli amici. Simone era stato sbalzato in acqua proprio vicino alle eliche, venendo ferito mortalmente. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto, coordinata dal sostituto procuratore Vittorio Coppola. Sotto indagine per omicidio colposo un amico della vittima che era alla guida del gommone e che non possedeva la patente nautica, e il giovane che ha noleggiato l'imbarcazione e che invece era regolarmente in possesso del documento. Al vaglio degli inquirenti la posizione del titolare della ditta che ha affittato il mezzo alla comitiva. Ancora poco chiara la dinamica, forse un cambio al timone del mezzo avrebbe provocato un contraccolpo sbalzando Simone in mare, poi una manovra sbagliata al posto di salvare la vita al ragazzo ne avrebbe invece provocato la morte. A Palermo ieri è stata presentata la Fondazione Antonio Montinaro. Sarà un nuovo presidio di legalità e sicurezza. Il ministro Piantedosi, che appunto era ieri a Palermo, ha dichiarato: in città cresce il senso civico. Presente anche la presidente della commissione antimafia, che dice: andremo a Catania, accadrà appunto venerdì, per dire che nessuna faida può mettere paura alla città e allo Stato. Marco Gullà. Un nuovo presidio di solidarietà e legalità. È stata presentata oggi al Teatro Politeama di Palermo la Fondazione Antonio Montinaro, nata per volontà di Tina Montinaro, vedova del caposcorta del giudice Giovanni Falcone. Tra le mission della Fondazione quella di rafforzare il legame tra i cittadini e le forze dell'ordine, promuovendo il senso di comunità e la cultura della legalità. Antonio Montinaro, che era poliziotto e che è morto capace, questo lo sa tutto il mondo, però Antonio Montinaro era tanto altro. Era un ragazzo semplice, un ragazzo di cuore, e stava sempre a disposizione per gli altri, e l'ha dimostrato poi, no? Facendo quella scelta. A togliere il velo alla fondazione anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sul palco è tornato a parlare di sicurezza nel capoluogo. C'è una città che è molto preoccupata per esempio per temi di sicurezza urbana cosiddetta, no? Di sicurezza
legata ad episodi che ahimè ci sono anche in altre città, di bande giovanili che si confrontano, spaccate sui negozi, insomma un modo disordinato di vivere la città. Adesso non mi fraintendete, il fatto che però ci sia una sensibilità accresciuta su questi temi, perché insomma le autorità istituzionali vengono molto pressate insomma sulla necessità di trovare una soluzione. Allarme e sicurezza che riguarda anche Catania. Venerdì la riunione della commissione antimafia. Andiamo a Catania per dimostrare che nessuna nuova faida o eventuale nuova faida, perché sono obbligata a sottolinearlo, può mettere paura allo Stato e alla città di Catania. 2 cadaveri sono stati sbarcati durante la notte sul molo di Lampedusa. Erano su un'imbarcazione di 8 metri assieme a 44 egiziani, eritrei, etiopi, gambiani e algerini soccorsi dalla motovedetta V1302 della Guardia di Finanza. Fra le persone sbarcate anche 3 intossicati da idrocarburi che sono stati subito portati al poliambulatorio. I corpi sono stati trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Calapisana, dove verrà effettuata l'ispezione cadaverica, ma verosimilmente i 2 giovani migranti sono morti a causa proprio di una intossicazione da idrocarburi. Arrivano i palombari della Marina Militare addetti allo sminamento e arrivano a Lampedusa per analizzare il relitto trovato in acqua sabato pomeriggio. Sentiamo. Si tinge sempre più di giallo la vicenda del presunto missile ritrovato nelle acque a largo di Lampedusa. Domani sulla maggiore delle isole Pelagie sbarcherà il Nucleus DAI della Marina Militare proveniente da Augusta. Lo annuncia il sindaco Filippo Mannino, secondo il quale dovranno essere effettuate verifiche tecniche per comprendere la natura dell'oggetto e la sua potenziale pericolosità. Il Nucleus DAI infatti ha proprio questo compito, come dice lo stesso acronimo, ovvero sminamento e difesa antimezzi insidiosi. L'oggetto in questione, subito classificato come missile israeliano per effetto delle scritte in arabo sopra la carcassa, secondo il ministro della difesa Guido Crosetto invece non sarebbe un'arma, ma più probabilmente una parte di un satellite precipitato nel mare Mediterraneo. Le uniche cose certe fino ad ora sono legate al ritrovamento fra Lampione e Lampedusa di un relitto cilindrico metallico di circa 5 metri con un diametro di 1,5 metri. L'oggetto è stato rinvenuto sabato pomeriggio. Il nucleo dovrà preliminarmente analizzare l'oggetto per comprendere di cosa si tratta, ma già le prime verifiche effettuate dalla Guardia Costiera hanno escluso la presenza di esplosivi, così come non risulta alcun segnale di radioattività. I palombari della Marina lo tratteranno comunque come un oggetto pericoloso fino a quando non sarà chiaro il mistero. Ed è stata aggiudicata la gara per la progettazione e il piano economico dei termovalorizzatori in Sicilia. L'impresa avrà 150 giorni per consegnare il piano completo, poi si passerà alla fase definitiva, contando di aprire i cantieri fra un anno esatto. Manlio Viola. La guerra dei dossier sul piano rifiuti inviati alla Corte dei Conti sia dalla Regione per rispondere ad alcune osservazioni che dagli ambientalisti che puntano a paralizzare tutto non ferma le procedure per la costruzione dei termovalorizzatori. È stata aggiudicata proprio oggi infatti la gara per la progettazione dei 2 impianti che sorgeranno a Bellolampo nel Palermitano e nell'area industriale del Catanese. L'appalto del valore di quasi 22 milioni di euro, oltre alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, prevede anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione della relazione geologica, oltre al piano economico-finanziario di massima. Ad aggiudicarsela è stato un raggruppamento di imprese guidato dalla CRIU SRL. Le risorse complessive destinate alla realizzazione dei 2 impianti provengono dall'accordo per la coesione siglato a maggio del 2024 tra il presidente Schifani e il presidente del Consiglio Meloni e ammontano a 800 milioni di euro. Il piano dovrà essere completato e consegnato alla Regione entro 150 giorni dall'inizio delle attività, che avverrà a breve. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione delle opere. Si tratta di un altro grande passo verso la realizzazione dei 2 impianti strategici, commenta il presidente della Regione Renato Schifani. Il cronoprogramma complessivo prevede l'avvio dei lavori entro settembre del prossimo anno, il 2026. Le opere di costruzione dureranno poi 18 mesi e si conta che gli impianti entrino in funzione nel corso del 2028. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, rientreremo tra poco nella seconda parte tutta dedicata al ritorno a scuola.
Seconda parte di Sicilia 24 a precedere il ritorno degli studenti tra i banchi di scuola e certamente la lista del materiale da acquistare, il corredo di routine e poi naturalmente i libri per i quali si parla di un aumento che sfiora il 4%. Desiree Ferlito. Il peso della cultura. È pesante, no? Abbastanza. Che cosa ha acquistato? Libri elementari e medie. Zaini, diari, astucci, penne, quaderni, pennarelli, matite e poi libri. Iniziata già da qualche giorno la corsa agli acquisti per il ritorno tra i banchi. Tutto rigorosamente nuovo. Ogni famiglia solo per gli acquisti di routine spende in media 200 euro a figlio. Lo zaino, il diario, portacolori, tovagliette, tutto quello che ci vuole. Per quanti figli? 2. È meglio che non facciamo un conteggio, perché da soltanto i libri con 2 figli, insomma, è abbastanza la cifra è abbastanza tosta. Rincari vicino al 4% per i libri. La lunga lista, modificata di anno in anno, spesso non permette alle famiglie di acquistare testi di seconda mano. L'esborso complessivo per l'anno scolastico 2025-2026, calcola il Codacons, può arrivare così a superare i 1.500 euro a studente. Vanno 2.000 euro se sono alle scuole medie. Sono prezzi imposti che non possono essere cambiati, quei prezzi valgono dal 1 gennaio fino al 31/12. Le persone se ne rendono conto solamente a luglio, settembre, perché è allora che vanno a fare gli acquisti, ma vengono stabiliti e sono imposti per legge. I tetti di spesa a cui le scuole devono attenersi, dice il Codacons, vengono sforati a causa della mancanza di controlli sull'operato dei docenti, mentre i libri digitali, lanciati come il futuro, si sono poi rivelati un flop. In Sicilia tutti tra i banchi da venerdì. Per le mamme c'è ancora tempo di ricordarsi cosa manca. E cosa le manca ancora? Nulla. Anzi no, non è vero. Ancora manca un diario dell'altra che deve scegliere solo da sola. E a questo punto andiamo su un altro tema che è quello delle novità per la ripresa della scuola, e tra le novità c'è certamente quella che riguarda il problema appunto dei telefonini. Di questo però probabilmente ci occuperemo nel nostro prossimo spazio. Adesso ci fermiamo per una pausa. E ci ritroviamo in ultima parte con il calcio. Il portiere del Catania Dini ha prolungato il suo contratto con il club etneo fino a giugno del 2027. Era un accordo trovato da tempo, ma è stato ufficializzato ieri in un momento storico per la squadra, caratterizzato dalle grandi parate dell'estremo difensore rossazzurro Marco Carli. Un portiere, una garanzia, nello spogliatoio e fra i pali. Andrea Dini prolunga col Catania e sarà l'estremo difensore dei rossazzurri fino al 30 giugno del 2027. La società e l'entourage del giocatore avevano trovato l'accordo a luglio in pochissimi minuti, ma per la formalizzazione si è attesa la fine del mercato. Formalizzazione che è arrivata puntualmente, come afferma il vicepresidente Grella nella nota del club, prima della partita con il Monopoli. Intesa ufficializzata adesso, fra parentesi dopo l'ennesima parata determinante di Dini. Quella su Fall sabato al Massimino va inquadrata nel momento della partita e non nel contesto del risultato finale. Si era sull'1-0 per il Catania nell'unico periodo della gara in cui i pugliesi avevano preso il sopravvento. Anche nel convulso finale di Cava, Dini ha compiuto un intervento strepitoso su Orlando. Insomma, se il Catania è in testa a punteggio pieno lo deve anche al suo portiere, il cui valore era chiaro al club, come detto già da tempo. E Dini rappresenta fondamenta solide su cui basare il futuro anche per attaccamento alla maglia, come dimostrato ad esempio a Pescara dopo l'uscita dai play-off, con quelle lacrime che si sono trasformate nei sorrisi di questa prima parte di campionato. Intanto la squadra, come ha ripetuto Toscano, dopo il Monopoli non si culla sugli allori, la testa della classifica, gli 11 gol fatti, dati importanti, ma la testa è solo al Cosenza, che intanto ha pareggiato 0-0 a Crotone nell'ultimo match del torneo. Bisogna continuare perché ancora siamo alla terza giornata, parlare oggi, dobbiamo pensare già alla partita col Cosenza, che sarà un'altra partita importante. Due piloti siciliani, Francesco Conticelli e Samuele Cassiba, sono saliti sul podio della 67esima Monte Erice, ultima prova del campionato italiano super salita, vinta dal campione europeo Simone Fagioli. Intanto domenica in Sicilia c'è un'altra cronoscalata, la Coppa Nissena. Franco Cammarasana.
Simone Fagioli, sempre lui, il toscano pluricampione europeo ed italiano a bordo della super tecnologica nuova Proto NP, ha scritto per la 12ª volta il suo nome nell'Almo d'Oro della Monte Erice, ultima delle 7 prove del campionato italiano super salita. Anche l'edizione di quest'anno della cronoscalata, la numero 67, non ha tradito le aspettative della vigilia. Il bel tempo ha consentito ai piloti di spingere al massimo lungo gli impegnativi tornanti dei 5.730 metri del tracciato, molto impegnativo sul piano tecnico ma anche affascinante sul piano ambientale, con sullo sfondo il Golfo di Bonaggia e il Monte Cofano. Sebbene i giochi fossero già fatti per l'assegnazione dei titoli italiani di alcune categorie, la gara ha visto ugualmente la partecipazione di oltre 270 piloti provenienti da tutta Italia, perché cimentarsi sui tornanti ericini è un appuntamento da non mancare. Presenti anche i migliori siciliani, 2 dei quali saliti sul podio assieme a Fagioli, il marsalese Francesco Conticelli ed il ragusano Samuele Cassibba, a conferma del livello altamente elevato raggiunto nell'isola dall'automobilismo sportivo. Domenica si torna a correre in Sicilia, c'è la Coppa Nissena, valevole per il campionato italiano velocità montagna sud e per quello delle auto storiche. Anche questa una bella gara. Ed è tutto per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi, a tutti una buona giornata.